hai chiesto perché siamo qua, giusto? Sì, perché siamo qua? Qua c'è tutto il cinema sardo, di fatto. Quelli che mancano hanno firmato, quindi credo che sia un segnale molto importante, perché è dal 2010 che i bandi della legge cinema non vengono emanati. E questo ha di fatto affermato quella che noi amiamo definire la nostra industria sostenibile, perché in Sardegna fra le tante industrie possibili c'è anche un'industria culturale che è molto importante e il cinema fa parte di questa industria. Credo si è conquistata, insomma, questa nostra industria agraria anche con i nostri film che comunque per fortuna negli ultimi anni hanno avuto molta attenzione sia da parte del pubblico regionale che da parte del pubblico nazionale. Quindi chiediamo che la macchina burocratica della regione dia delle risposte immediate a questa nostra esigenza di avere certezze, di avere comunque far sì che la legge che esiste venga applicata esattamente come è scritta e con le percentuali che sono stabilite dalla legge. Questo che chiediamo. L'articolo 26 della legge cinema sullo sviluppo del cinema italiano dice che sviluppo, produzione e distribuzione di film di interesse culturale regionale, e cioè dei film che raccontano la Sardegna, la sua cultura, la sua lingua, la sua storia, è 80% e la percentuale che va a Film Commission è 20%. Questo dice la legge. È stata capovolta. La legge è stata capovolta perché in 3 anni, in 3 anni abbiamo 3 milioni a Film Commission e 3 milioni e 4 per tutto il resto. Quindi è il rovesciamento della legge. Ora voi direte, ma la Film Commission fa i film. Benissimo. Però un conto sono i film cosiddetti di interesse culturale regionale che raccontano la Sardegna, che fanno dei bandi con delle commissioni esterne. Un conto sono i film gestiti con i fondi di ospitalità, ovvero vieni, giri, ti rimborso vitto e alloggio albergo. Va benissimo, che lo facciano, siamo d'accordo, non c'è nessun problema, ma che non lo facciano con i soldi destinati al cinema che racconta la Sardegna, la sua storia, la sua cultura.